Operatori ecologici ed organizzazioni sindacali radunati davanti alla sede del municipio di Agrigento. La protesta per dire no ai tagli di una cinquantina di posti di lavoro che sarebbero la conseguenza diretta ed immediata, secondo CGIL, CISL e UIL Funzione Pubblica, dell'applicazione da parte della Giunta Firetto della cosiddetta diminuzione del quinto d'obbligo nell'ambito dell'appalto del servizio di igiene ambientale. Sindacalisti e netturbini sul piede di guerra. Possibile mai che un problema tra gli enti locali, tra la regione e il comune lo devono pagare i lavoratori e comunque la città? Io penso che bisogna trovare una soluzione che renda ancora migliore e vivibile la città, non che tagli i servizi, a discapito della pelle dei lavoratori. Quindi mi auguro che queste scelte o magari questi conti che vogliono fare li facciano in altri settori e non in un settore così fondamentale che è quello della nettezza urbana e della pulizia della città. Siamo dispiaciuti apprendere che al municipio stamattina, nonostante avessimo informato da tempo l'esigenza di un confronto, non c'è nessuno, dopo che 10 giorni fa si erano impegnati a riceverci. Siamo preoccupati e credo che i lavoratori a questo punto dovranno prendere atto che bisogna tenere conto all'interno di una vertenza sindacale che sarà ancora più forte nei confronti di questa amministrazione sorda e miope alle esigenze della città e dei lavoratori. La Confel è intervenuta in questa occasione odierna a tutela soprattutto dei lavoratori, ma ci sorge il serio dubbio che nella tematica che riguarda la raccolta dei rifiuti vi siano utili per tutti, ma non riusciamo a vedere quali possono essere gli utili dei lavoratori, che ci sembrano siano gli unici a pagare un prezzo elevatissimo in termini di fortissima incertezza nel mantenere il proprio posto di lavoro. Ecco, noi vogliamo dare un contributo in termini propositivi. A nostro avviso, se ci sono somme da recuperare, vanno recuperate da tutt'altra parte. Noi chiediamo al primo cittadino di avere una politica, di adottare una politica seria, di iniziare a fare una differenziata, perché se noi parliamo di problema di costi per il conferimento in discarica, dobbiamo ovviare a questi problemi adottando la differenziata in maniera netta, in maniera radicale, ma su tutto il territorio comunale, quello che oggi non si sta facendo. Ci faremo carico di chiedere un consiglio comunale aperto per dare voce ai ragazzi, per dare voce ai sindacalisti, per dare voce a tutte quelle figure che in questo momento sono state bistrattate e maltrattate.